Pochi giorni prima della sparatoria a Villorba c'era stato un furto in un cascinale a Volpago. Erano stati rubati alcuni attrezzi da lavoro, ma soprattutto l'anello della mamma morta quando era ancora piccolo. Un affronto che non poteva assolutamente lasciar perdere. Così il proprietario dell'abitazione, Fabrizio Rizzardo, 46 anni, agricoltore, ha iniziato una vera e propria caccia ai ladri. Il motivo principale dell'azione di fuoco risiede appunto in una sorta di vendetta diretta al recupero di un anello che rappresenta per il feritore un cimelio al quale evidentemente era molto legato. Poco dopo Rizzardo, assieme ad un complice, Agrippino Martignago, 55 anni, di Povegliano, legato al mondo dei nomadi, aveva identificato, secondo lui, la coppia responsabile del furto, ovvero marito e moglie, entrambi nomadi, sistemati con il loro camper in un terreno privato a Villorba. È iniziata quindi prima una trattativa per riavere l'anello, ma quando marito e moglie hanno negato di aver messo a segno il furto, è scattato il blitz. Il 14 giugno i due arrestati sono arrivati nei pressi del camper ed hanno esploso 3 colpi, 2 sparati all'altezza del letto in cui marito e moglie di 49 e 48 anni dormivano e un terzo finì per trapassare l'abitacolo all'altezza della cabina di guida. La donna rimase ferita ad una gamba e venne trasportata in ospedale con la frattura del femore. Immediate le indagini da parte della squadra mobile. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare un SUV di colore scuro che fuggiva dalla zona. Si trattava del mezzo di Rizzardo, all'interno del quale venne trovato poi uno dei 3 bossoli esplosi quella notte a Villorba. Gli altri 2, oltre alle 3 ogive, sono state recuperate sul posto. Secondo i primi accertamenti, la pistola utilizzata sarebbe una calibro 9x19 di fabbricazione cecoslovacca. I 2 sono stati arrestati per duplice tentato omicidio. Entrambi si trovano attualmente rinchiusi in carcere a Santabona. Le indagini continuano per accertare anche il furto subito da Rizzardo. Si tratta di persone che gravitano nell'area dei nomadi. Si tratta di persone che non hanno un'occupazione precisa e che vivono nelle zone di campagna che sono prospicienti la città.